41, anzi andiamo verso i 42 anni di casa editrice il cui cuore va all'archeologia, alla storia e alla promozione. Beh sì, diciamo che il primo amore è l'archeologia, perché dall'81, come si ricordava con la prima guida di Nora, siamo arrivati adesso a 67, è il cuore pulsante della casa editrice, è quasi una colonna sonora di un film che accompagna tutta una serie di visioni, di immagini che sono poi tutto il resto della casa editrice, appunto dalla storia alle tradizioni, all'artigianato. Le 14 carte tematiche in effetti rispecchiano tutto ciò che noi facciamo e tutto quello di cui si interessa la casa editrice, la famosa curiosità, no, del sapere, di raccontare, di cercare di interessare gli altri, entusiasmarli, farli innamorare delle nostre cose millenarie, così belle, dalla natura, l'ambiente, la storia, le tradizioni, l'artigianato, l'archeologia, perché no? E quest'anno per il nono anno siamo qui a Firenze, dove in effetti la Sardegna occupa un posto d'onore, dove si confrontano gli stessi comuni sardi che vengono qui, si conoscono, si incontrano, si scambiano e raccontano agli altri, tutti quelli che passano in questo crocevia, no? Che è lo stesso turismo effettivamente, come siamo noi nel Mediterraneo, la Sardegna è un crocevia, raccontano la storia dell'isola. Quest'anno una novità, abbiamo portato un grande pannello di 6 metri di larghezza e 3 di altezza, dove passano immagini splendide, le più belle immagini della Sardegna, che vanno dalla storia, all'archeologia, alle tradizioni, all'artigianato. Quindi una Sardegna viva, che racconta, che si sa raccontare e che cerca anche di entusiasmare i visitatori. La scommessa delle carte. E la scoperta delle carte ha una storia antica. La prima carta archeologica l'ho pensata in Messico, quando da visitatore non dentro il gruppo mi sono reso conto a distanza che avrei potuto visitare un monumento vicino di cui non conoscevo l'esistenza. Ecco come nasce la carta archeologica. E poi, essendo uomo di mare, la carta dei porti e così via, poi le tradizioni, i vini, l'artigianato, fino ad arrivare a 14 carte tematiche che tradotte in 4 lingue sono la rappresentanza della Sardegna nel mondo. Ecco, io le ho trovate in Giappone, le ho trovate in America per caso, quindi sono carte che poi fanno bella pubblicità alla Sardegna, perché quando uno le appende, soprattutto i poster, anche l'ultimo del Romanico è un esempio di un'architettura che fino a qualche anno fa non si aveva cognizione, contezza. E il Romanico, come dice il presidente della fondazione Antonello Figus, è come parlare l'inglese in Europa. Ecco, quindi possiamo comunicare con gli altri, possiamo raccontare effettivamente chi siamo e farci venire a scoprire.